Partendo da una cittadina chiamata Casella d'Asolo, ci siamo addentrati per questo sentiero, dove abbiamo potuto ammirare il tipico paesaggio autunnale. Proseguendo con la camminata, abbiamo raggiunto Asolo, la città dai 100 orizzonti. Sorge sui colli asolani ed è stata meta di artisti, poeti, viaggiatori e scrittori. Furono soprattutto 3 donne, Eleonora Duse, Caterina Cornaro e Freja Stark, ad avere un legame intenso con la città. Eleonora Duse, figlia di attori, nasce a Vigevano nel 1858. Il nuovo teatro, su progetto dell'architetto Forlati, venne inaugurato nel 1932 e intitolato a Eleonora Duse. Nel corso degli anni 90, il complesso del castello e della torre dell'orologio è stato oggetto di un radicale restauro che tra l'altro ha ripristinato il teatro con una forma riecheggiante e la struttura primitiva. Da qualche anno ospita importanti ed apprezzate rappresentazioni. La grande attrice, dopo lunghi soggiorni ad Asolo, ospite di amici, acquistò questo palazzo, con il sogno di farne la sua dimora definitiva, dopo aver tanto girato il mondo. Purtroppo era già stanca e ammalata prima di partire per la sua ultima tournée in America e morì ancora in viaggio a Pittsburgh nel 1924. Le parole in corsivo della lapide murata sulla facciata della casa sono state dettate da Gabriele D'Annunzio, del quale fu la musa. Riposa nel cimitero di Sant'Anna, sotto una semplice pietra bianca, rivolta verso il Monte Grappa come suo desiderio e volontà. Caterina Cornaro, la signora di Asolo, nasce a Venezia nel 1452. Ex regina di Cipro, in esilio ad Asolo dal 1489. Seppe creare, nel castello che ancora oggi porta il suo nome, una splendida corte rinascimentale. Non si conoscono le origini di questo castello, ma è citato per la prima volta nel 969. Nell'editto di Perigine dell'imperatore Ottone I. Freja Stark, esploratrice, scrittrice e fotografa, ebbe Asolo come meta privilegiata per il ritorno dai suoi viaggi e anch'essa ebbe sepoltura qui, nel cimitero di Sant'Anna. Costruita sulla cima del Monte Ricco che sovrasta il centro di Asolo, la poderosa struttura a poligoni irregolari della rocca risale a un periodo compreso tra la metà del XVII secolo e l'inizio del XVIII. È oggi possibile godere una visione a volo d'uccello e a giro d'orizzonte dalla pianura padana a tutto l'arco alpino. Durante le giornate limpide e con condizioni di luce favorevole si intravede chiaramente la laguna di Venezia.